Buongiorno a tutti, Eccoci qui, bentrovati. Hilde, eccoci qui ancora con i nostri amici che non sono stanchi di sentirci, roba da Guinness dei primati, mi sa che il prossimo tempo saranno i nostri. Accenderemo un cero per ringraziare. Esatto, oggi che giorno è, Hilde, scusa? Oggi, aspetta, perché anche io vivo. Allora, martedì 14 luglio. Pianeta Terra, 2020, pianeta Terra, 2020 del Pianeta pianeta Terra. Terra, Ildegarda e Marietto Veneziano, ancora qui sul diario del Marietto con più di 3.000 iscritti, che per praticamente cercare questi miei iscritti devo fare delle sedute spiritiche perché alcune volte c'è poco e niente. Però i pochi che ci seguono ci amano, ci vogliono bene, ci perdonano. Ma Sì. certo, e soprattutto ci perdonano, mi piace. Ci perdona. Bene, Ilde, dai, dici tutto, ieri com'è andata la Sibille Live alle 9:30 di Ildegarda? Raccontami, Secondo te che che ne so? sensazione hai avuto? Ah, le mie? Beh, io ero Beh, certo. stanchina, sullo stanchino andante, però le sensazioni positive, ecco, ma come sempre mi piace riuscire, insomma, in qualche modo ad essere utile a qualcuno che magari in cerca di risposte, sono sempre ben contenta di poter dare una mano. Sì. Quello che chiedo comunque gentilmente a tutti è di permettere anche ad altri di farsi avanti, di avere le loro risposte, anche se è sempre per questo comunque invito le persone ad arrivare puntuali, perché appunto rispondo in ordine di arrivo, dunque è chiaro che proprio per questo e per la quantità di domande che arrivano in una finestra di tempo comunque piuttosto ristretta, è fondamentale il tempismo. Dunque arrivate presto se volete le risposte, poi un po' di collaborazione da parte di tutti, nel senso che comunque a giro vorrei far contenti tutti e comunque non significa che poi non posso rispondere 2 volte alla stessa persona, assolutamente sì, però è chiaro che eh, dobbiamo dare un po' uno spazio a tutti. Fermo restando che comunque io sono sempre disponibile per i consulti privati, perciò possono contattarmi al mio numero, il costo di un consulto è 20 euro e avrete 45-50 minuti del mio tempo completamente dedicato a voi, dunque non Bene, mancherà bene. modo volendo di E approfondire. ricordiamo che domani alle 8:30 sul canale YouTube del vostro Marietto Veneziano Marietto Veneziano. ci sarà il Marietto 8:30 col suo però canale. attenzione, conviene dire 20:30, altrimenti poi non capiscono di quali 8:30 stiamo parlando. Dunque Sì, 20:30 vero. domani sera, Perdonami, il 20:30 sul canale del Marietto benissimo Veneziano. Se non siete sentirti. ancora iscritti, iscrivetevi perché chiaramente se non potete fare domande. Massima educazione perché sennò il vostro Marietto tira calci nel culo e manda fuori tutti, lo sapete. E poi avremo anche il De Garda che Senza ci fa peli, di... Cosa? senza peli sulla lingua, no? Dicevo proprio Beh, ho la che mascherina per questo, no? Perché sennò non potrei dire certe cose. No, fate scherzi, no, nel senso che perché purtroppo ho già fatto una live prima perché sto salvando anche delle persone, perché spiegando che ci vuole l'educazione si attirano meno karma nero, no? E se sì, alcune volte il e meno genitore... ripicche da parte anche di qualcuno a cui potrebbe non andare giù bene la cattiva educazione, dunque meglio imparare esatto, a esatto, tenere due esatto. piedi in una scarpa nella vita, sempre un po'. Esatto, esatto, perché ho ancora degli altri racconti da fare, però vabbè, li faremo poi nelle live splash del vostro maledetto veneziano un po' trash, no? Sapete Sì, che gli parlo a lingua libera, però mi dispiace vedere tanti giovani finire male proprio perché non hanno avuto un'educazione corretta. mm. Scusa, questa, lo devo tirare fuori, via. Cioè, E oh, quando fine è il lì è lì, Goggio. quando è lì è. Ma Sì, quando sì. è lì. Dai, ma Hilde, parla di questi che sono nati il 14 luglio, va. Ho la tabella davanti, dunque l'elenco delle costellazioni, possiamo dunque dare il via alle riflessioni sui nati del 14 luglio. E dunque vediamo subito. Ricordo che tutti i nati di luglio, e lo dico per i nuovi che dovessero sintonizzarsi oggi per la prima volta e non sapere di cosa stiamo parlando, tanto per cominciare ricordo che si tratta di astrologia antica basata sulle costellazioni attraversate dalla Luna in una precisa data o giornata. Dunque
non è una costellazione basata sulla posizione dei pianeti, non si guardano gli aspetti dei pianeti tra loro, è proprio un'altra estrazione, un'altra matrice, un'altra modalità di guardare il cielo. Dunque è una modalità più diciamo simbolica, visto che prendendo la Luna come estremo di riferimento in questa osservazione, ovviamente ci riferiamo a un simbolo interiorizzante. La Luna sappiamo che è la nostra connessione con l'inconscio, il mondo dei sogni e per certi versi l'anima. Dunque stiamo guardando un po' il viaggio dell'anima nella sua vita in termini simbolici o di cicli, e però associato a una data particolare. Dunque questa è la prima premessa, doverosa, proprio perché alcune persone potrebbero non capire di cosa sto parlando. La seconda premessa è che tutti i nati in questo giorno hanno dei punti in comune dovuti appunto, grazie Sara, buongiorno, hanno dei tocchi e dei punti in comune dovuti appunto a questo viaggio della Luna attraverso le costellazioni, che prevederà ciclicamente esperienze che possono per certi versi essere comuni o accomunate o avere un sapore simile, ma è pur vero che a differenziare poi persona da persona a persona sono altri fattori completamente personali, quali il giorno settimanale di nascita, l'età in cui si va a trovare, e dunque anche il giorno del compleanno, festeggiato in quale giornata anno dopo anno, e l'orario della nascita, perché portano tutti dei valori associati ai dominatori planetari che sono diversi e che dunque creano nuove alleanze, nuovi stimoli anno dopo anno. Dunque abbiamo appunto queste sfumature che rendono personali, a volte ribaltano gli esiti o i risultati, ma anche il clima sperimentato in certe circostanze, in certe situazioni. Dunque, buongiorno Lara. Allora, ripeto dunque, i nati di luglio condividono l'influsso della costellazione Leone quale reggente dominatore del mese di luglio, dunque abbiamo influssi di matrice solare, grande dinamismo, ottimismo, dinamicità, focosità tipica dell'elemento fuoco, coraggio, anche altruismo, che però sono spesso mascherati da una certa alterigia, superbia, ma non è voluta e non è cattiva, nel senso che è una superbia che appartiene al sole, dunque un comportamento regale, quasi sempre nobile nelle movenze e nel modo appunto di porsi rispetto alle persone e alle circostanze, ma a parte questo aspetto che può essere identificato o percepito di primo impatto, in realtà poi sono persone estremamente alla mano e anche disposte, ben disposte a sostenere, a dare un aiuto, un sostegno alle persone che ne avranno bisogno e difficoltà. Dunque abbiamo questi aspetti di base che poi sposano gli altri elementi che sono presenti appunto a livello personale nel quadrato di nascita di ciascuno di noi o comunque di ciascuno di questi nati, voglio dire, mi correggo, e che possono esaltare gli aspetti di alcune costellazioni e mortificare o limitare gli aspetti di altri, proprio in base alle alleanze che si formano fra gli elementi e le costellazioni fra loro. Dunque, di base abbiamo questa prima panoramica. Poi, in questo giorno in particolare, la prima costellazione attraversata dalla Luna è Acquario, la seconda Scorpione. Dunque abbiamo persone estremamente intelligenti che ameranno studiare tutte le cose scientifiche, tecnologiche, che potranno metterle al servizio anche degli altri o che desidereranno metterle al servizio degli altri. Ha anche un certo piglio, diciamo così, rigoroso, autorevole, che è alimentato dalla costellazione Scorpione in opposizione. Dunque saranno persone
abbastanza resistenti per quanto riguarda le circostanze della vita, soprattutto saranno messi alla prova da un punto di vista degli ostacoli nell'ambito sociale, dunque potranno conoscere non pochi ostacoli in quella direzione, probabilmente anche attirarsi l'interesse di persone che poi si riveleranno non favorevoli per questi nati e dunque diciamo nemici occulti o dichiarati. Comunque questi valori li spingono ad un'onestà quasi al limite con la mancanza di rispetto, nel senso che diranno comunque sempre il loro pensiero in modo assolutamente fedele a quello che pensano veramente, cioè non saranno i tipi da manipolare le informazioni, magari proveranno a usarle a loro vantaggio, ma non con cattiveria, o comunque la loro smaccata sincerità potrebbe a volte essere percepita appunto come un attacco, ma in realtà è proprio nella loro natura dire le cose per come le vedono. Sono comunque persone affabili e teniamo sempre in considerazione che Leone e Acquario insieme portano certamente un interesse verso l'altro e di tipo appunto lungimirante, cioè cercheranno di portare progresso o migliorie per le persone, anche da un punto di vista lavorativo. Potranno scegliere anche carriere di natura militare, visto questi elementi, ma anche il commercio può essere molto valido per loro. Abbiamo anche un doppio fluido di pesci, vale a dire che pesci è presente 2 volte nelle costellazioni visitate dalla Luna nel loro giorno. Questo li porterà a viaggiare lontano, a volte per mare, oppure ad avere, come dire, magari la tendenza a farsi un'idea sulle cose non sempre favorevole e non sempre veritiera. Dunque devono fare attenzione a non sparare sentenze, proprio perché a volte percepiscono le cose non sempre per quelle che sono. Ad ogni modo, probabilmente da un punto di vista familiare è possibile che nascano in contesti problematici, ma che nel tempo loro raggiungeranno o comunque faranno in modo di posizionarsi bene nell'ambito e nel contesto sociale. Dunque, nonostante appunto partenze magari incespicanti o possibilità appunto di avere questioni familiari importanti, anche pesanti, ricordiamo che l'opposizione di Scorpione non è mai felice e semplice, è possibile appunto che nella vita sperimentino grandi e grandi prove, soprattutto nell'ambito familiare in giovane età. E un'altra cosa potrebbe essere che soprattutto presto all'interno del primo ciclo, vale a dire il primo ciclo per loro si compie con un conteggio 9 anni, con l'altro 5, 10, 15, 17, scusate, 19, 21, 23, 25, 26, entro il 27° anno potrebbero già subire un intervento chirurgico. Detto questo, comunque, direi che abbiamo dato un excursus o una visione per questi nati che soprattutto sul finire della loro vita si preoccuperanno sull'organizzare la vecchiaia, dunque anzi si suggerisce loro di farlo in anticipo e di pensare già a come saranno da grandi. Ok, bene, io ho parlato di questi nati, Marietto. Ma Ilde, cosa dire Ilde? Sei sempre bravissima, sei sempre super, spieghi sempre le cose in modo analitico, dettagliato, che è sintomo di grande professionalità, competenza e conoscenza. Grazie, grazie mille. Non è che sto lisciando, ma è quello che tutti vedono e chiaramente anche a me mi confermano in PVT, gente che ti segue, magari non scrive, che effettivamente la Ilde è il top di gamma,
mi dicono, Grazie. ne ho seguiti altri, ma dopo che ho seguito la Hilde non vi mollo più, non lascio più l'osso. E io dico, fai bene, tieniti. Brava Hilde, grazie di essere qui. Grazie a voi, veramente, Siete anche per la bravissimi. pazienza. Vi ricordo che la nostra Hilde ce l'abbiamo domani col vostro Marietto alle 20:30 nel canale YouTube del Marietto, e poi venerdì invece alle 21:30 sul mio canale nel canale. Sì, sì. Se non l'avete ancora Esatto, fatto, dunque iscrivetevi ad entrambi i canali, iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano, anche perché domani sera saremo lì, e per poter commentare dovrete essere iscritti. Grazie Sara. Per poter commentare dovete essere iscritti, per poter porre la domanda appunto l'iscrizione vi permetterà di scrivere durante la diretta. E per quanto riguarda invece me, intanto domani sera risponderemo in due, Marietto. Sì, Pendolino, io con le sibille, dunque doppio esito. Vi ricordo però che le facciamo veloce, domani ricorda di dire che le facciamo veloci per fare più persone, esatto. Perché è vero che ci sono persone che arrivano magari dopo, ma ci sono persone che arrivano prima, solo che non sono abbastanza reste di scrivere subito la domanda, magari hanno... Ormai ieri ho visto che avevi addirittura 40 persone online dirette nello stesso... Sì, 40. Io non vedo, perché sono lì presa dal leggere le domande, mescolare le carte, stenderle, leggere le carte. Certo. E quindi è normale che chi non ci conosce ancora e non sa che bisogna arrivare prima, magari lui pensa, ma sì, arrivo dopo 2 minuti. Dopo 2 minuti, cari miei, la barca è già partita e dopo non bisogna lamentarsi. È così, bisogna arrivare proprio all'inizio, scrivere immediatamente la domanda, non spezzettatela in messaggi plurimi, fate un unico messaggio con la domanda ben precisa, ben chiara, non a doppio esito. Dunque se siete in dubbio fra due cose, intanto fate una domanda su una e vi risponderò su quella direzione, e lo stesso il Marietto, perché col pendolino risposta sì no, come fa se gli date 2 opzioni a dirvi sì e per quella e non per l'altra? Dunque, quando ponete la domanda ricordatevi queste poche regole, anche di scrivere il vostro nome e la vostra data, il nome e la data della persona su cui ci fate guardare, proprio per poterci agganciare alla scia energetica corretta. Quanto più possibile cerchiamo di darvi una risposta attendibile, ed è parte da voi. Parte da voi. E poi anche un'altra cosa, Hilde, che bisogna un po' picchiare il chiodo, perché è vero che noi diciamo sì e no, ma non è mica detto che quello stinco di santo o quella stinca di santo, cioè, ma ad esempio magari una o uno, parlo di cuore, è innamorato di una, noi diciamo di sì, e poi magari quello lì capisci, diciamo è un pochettino claudicante, ecco. Allora, quindi... certo, dunque spieghiamo bene che la risposta che ricevete è in base alla vostra domanda. Esatto. E dunque non c'è un approfondimento e una valutazione sulla persona. Noi vi rispondiamo in base a quello che chiedete e magari noi vediamo una determinata cosa. Non riusciamo magari a dirvi comunque questa persona non è per te, perché non è quello il contesto. Noi diamo una risposta a quello. E gli approfondimenti in privato servono appunto anche per vedere anche di più e oltre il grado di compatibilità, effettivamente a lungo termine come andrà. Cioè, noi con il pendolino e con le sibille vi rispondiamo soltanto a quella domanda. Dunque non possiamo estendere oltre. È importante questo capire, perché mi è già capitato persone che mi fanno una domanda, ma tu mi hai detto così, certo hai detto così perché la domanda è così, però non era il contesto che potevo fare un'analisi analitica del soggetto e dirti sì, quello è sì, però sarà un birichino, tra virgolette, capite? Cioè, quando colpo di scena, Inde è venuta, la Paoletta è arrivata, certo, e anche la Claudio. Paola Chirilli, colpo di scena, finalmente ci è raggiunta la nostra Paoletta, che ormai è un'istituzione. Ciao Paoletta, e grazie anche alla Claudia. Certo, no, era per questo, per spiegare che alcune volte, no?
me mi è già capitato che poi in PVT mi contattano e dico sì, mi hai detto sì, però questo non mi... io ti ho detto di sì perché la domanda finiva lì e non era contesto. Esatto. Se volete invece un discorso più a largo respiro, ampio respiro, ci sono le consulenze professionali con il Legarda, questo è il numero di telefono, e da lì 20 euro, 45-50 minuti. Ecco, no, questo è importante da dire, perché alcuni ci sono rimasti male. E cosa potevo dirgli? Di no, cioè non posso fare un discorso, perché anche non sono fatti degli altri, capite? Cioè magari ci sono 40-50 persone in quel momento che stanno guardando il canale e non posso dirgli guarda che è un sì, però stai attento che questo qui fa 2 mesi, poi fa il tricky, no? No, ma poi col pendolino poter dire quella cosa significa porre più domande e guardare su più quadranti. Noi ci limitiamo a rispondere alla domanda. Dunque, però avete anche la possibilità di un consulto con il certo, Legarda a pagamento, chiaramente. No, era importante questo. Importante. Beh, Hilde, io penso che ho detto tutto. La batteria del Natel praticamente sta morendo. Devo fare una respirazione bocca a bocca, torno a parte va bene. battute. E allora lasciamo che la live si chiuda qui. Vi ringraziamo come sempre della vostra pazienza, della vostra partecipazione e della compagnia che speriamo anche noi di fare a voi e non solo voi a noi. Un grande aspetta, Hilde, l'ultima cosa, ti ricordo che la live di ieri l'hanno vista più di 200 persone. Ah, bene. Quindi, che cosa vuol dire? Vuol dire che anche questa live io la spammerò in tutti i buchi di Facebook e più o meno anche queste 200-300 persone vive la vedono. Via, più qualche spiritello, vabbè. Ok, possiamo salutare i nostri amici. Un abbraccio e buon proseguimento di giornata. A presto, domani sera alle 20.